Sui siti di prenotazione di alloggi vacanze le recensioni sono ottime, le foto mostrano un appartamento gradevole e fresco di ristrutturazione. Sarà stato forse questo ad aver attirato il gruppo di nomadi che da oltre un mese ha occupato il bed and breakfast di Ponte Vigo d'Arzare, lasciando nella disperazione i veri proprietari che non possono più usufruire del loro bene e facendo piombare nell'incubo gli altri condomini che si ritrovano anche 30 persone per volta stipati nell'alloggio, che fanno feste, lasciano immondizie nel giardino e ultimamente si sono pure allacciati alle loro forniture. Vedete, c'è ancora l'insegna qui con il nome del bed and breakfast, la mansarda, ma la mansarda è occupata da metà ottobre. E tutto questo sta provocando anche numerosi disagi agli inquilini degli altri appartamenti. Una storia dai contorni assurdi questa di Padova. Il proprietario dell'appartamento di 70 metri quadri lo aveva ristrutturato da poco per poter creare un B&B. Ad ottobre una coppia che diceva di essere di Trento ha affittato l'alloggio per 4 giorni e ne aveva saldato la quota, ma poi non se ne sono più andati. Hanno detto di essere zingari e hanno cominciato a minacciare il proprietario, che si è rivolto ai carabinieri. I militari sono riusciti in un primo momento a far uscire di casa gli occupanti abusivi, ma questi sono ritornati forzando la serratura. Il portone d'ingresso è ancora rotto e si sono allacciati abusivamente alle forniture di acqua ed elettricità degli altri condomini. Ora dentro alla casa ci sono almeno 10 persone e un continuo di rivieni, anche di minori. Lo abbiamo visto anche noi questa mattina. Nessuno vuole parlare per paura di ritorsioni. Appena vedono le telecamere, gli occupanti abusivi scendono e poi si affacciano dalla finestra, restano di vedetta finché non ce ne andiamo. Essendo un alloggio privato, anche il comune non può fare molto. È una situazione odiosa perché questo è il primo commento che mi viene da dire, però insomma purtroppo siamo in una situazione tra privati. Noi stiamo vedendo bene quello che sta succedendo, ma soprattutto insomma, ci sono intervenuti i carabinieri, per cui siamo molto tranquilli che i carabinieri troveranno una soluzione.